In questo video andiamo a giocare sulla consistenza delle creme, ossia la mousse alle fragole e una gelée di fragole. Andiamo ad adagiare con uno stampo a cuore, ma ovviamente si può fare in qualsiasi forma. Quando andiamo a incrociare le due consistenze più il fondo, che può essere fatto di pan di Spagna o di biscotto, quel che si voglia, otteniamo un risultato eccellente. Vi ricordo che per fare la donazione a questo stupendo canale e farlo diventare sempre più competente e interessante, sotto la descrizione insieme alla ricetta c'è il link per fare la vostra donazione. Adesso andiamo a fare questa stupenda mousse. Allora, la ricetta per questa mousse di fragole, la ricetta è per un anello da 22 cm a forma di cuore. Abbiamo 200 g di purea di fragole, 50 g di zucchero semolato e 6 g di gelatina in fogli, ossia colla di pesce, 200 g di panna semimontata lucida. Per la gelée invece abbiamo 250 g di fragole a cubetti, 50 g di zucchero semolato, 6 g di gelatina o colla di pesce, 150 g di purea di fragola ottenuta. Sul fondo possiamo mettere sia pan di Spagna, biscotto oppure anche biscotti tritati, è facoltativo, vi lascio la ricetta nella descrizione. La prima cosa da fare è tagliamo a cubetti piccoli tutte le fragole 600 g in ricetta e praticamente 250 g di fragole le mettiamo da parte, fatte a cubetti, e i restanti andiamo a tritare tutto in questo modo in un mixer, che sarebbero 350 g, che divideremo 200 g per la mousse e 150 g per la gelée di fragole. Le due parti di purea e le fragole tagliate a pezzi. Vedete, faccio vedere gli stampi, questi qua anelli a forma di cuore. Io ho comprato un tris in un negozio di articoli per pasticcerie, mi serviranno sempre per fare dolci ovviamente, il più grande sarà quello utilizzato. Andiamo a fare adesso, a sciogliere veramente, i fogli di gelatina, ossia colla di pesce, in un poco d'acqua ad occhio, così, in modo tale che si iniziano ad ammorbidire. Nel frattempo prendiamo una parte della purea di fragole, che sono due parti uguali, della purea di fragole, si è divisa in due parti. Andiamo a mettere la purea di fragole sul fuoco. Quando arriva, vedete, a bollore, inizio a mettere lo zucchero, sciogliendo ben bene, non a fiamma molto accesa, altrimenti rischiamo di bruciacchiare un po' tutto. Arrivato a bollore, vado a spegnere in questo modo, vedete, vado a spegnere sotto la pentola e inserisco il foglio di gelatina ammorbidito. Veramente sono di più di un foglio, perché sono 6 grammi. A questo punto portiamo al raffreddamento velocemente a fiamma spenta e andiamo a mettere un recipiente. Vado a mettere in un recipiente di vetro. Io in questo caso ho fatto il pan di Spagna, che vi è rimasto la ricetta in descrizione. Voi potete usare qualsiasi tipo di fondo, biscotti tritati. Vado a ritagliare il pan di Spagna e a bagnare un po' in superficie, ovviamente con acqua e zucchero semplice. Se volete mettere 2 gocce di liquore a fragola va bene, rum, strega, quello che volete. Raffreddato benissimo il composto, veramente deve essere freddo, non da frigorifero ma raffreddato. Andiamo a fare la mousse. Vado a mettere la panna liquida, la vado a fare semimontata. Semimontata vuol dire che deve essere lucida, cremosa, ma non montata tipo quando facciamo una torta, perché è troppo montata. Vedete, faccio vedere la consistenza, vedete, una crema più che panna. E andiamo a unire. Questa è una fase importante, perché la panna deve essere semimontata e non freddissima di frigorifero, altrimenti si va a coagulare il tutto, quindi non va bene. Vado a mettere una parte di panna nelle fragole, che ovviamente contengono la gelatina, e poi dopo vado a mettere il tutto. Vedete, faccio vedere come giro. Il video, diciamo, è velocizzato, ma andiamo a fare piano questa fase, e vado a inserire la mousse. Questa è la mousse praticamente. Vado a inserire la mousse nell'anello già preparato in precedenza, vado a consumare tutto il prodotto fatto e vado a livellare. Dobbiamo livellare bene, perché poi dopo dobbiamo mettere la gelée di fragole sopra, ossia la gelatina di fragole.
in questo video vediamo le due consistenze, vado a battere un poco e vedete si è creato quel centimetro e mezzo di spessore che andremo adesso a chiudere. Prendiamo l'altra parte di purea di fragole, inseriamo lo zucchero sempre che è indicato in ricetta, arrivato vedete sempre a bollore, faccio vedere la gelatina come si presenta quando andiamo a raffreddare, è lo stesso sistema. Arrivato un po' a bollore vado a inserire le fragole e riportiamo di nuovo a bollore iniziale, andiamo a girare sempre, vedete, fatto ciò, arrivato a bollore vado a spegnere perché altrimenti viene troppo cotto, fatto ciò e voilà, pieno bollore, spengo e inserisco il prodotto in una terrina d'acciaio. In fase di raffreddamento vado a inserire la gelatina ammorbidita. Vedete, diciamo il prodotto è ancora un po' fumante e adesso posso inserire la gelatina. Fatto ciò, faccio raffreddare sempre questo prodotto non in frigorifero ma all'esterno. Vedete che il prodotto arriverà più o meno sui 30 gradi, non di meno, altrimenti si va a coagulare, e vado a togliere tutta la parte, diciamo, che vedete può essere sporcata dalla mousse. La mousse ovviamente deve essere fredda di frigorifero, altrimenti si va a sciogliere e voilà. Ecco qua. Nella ricetta è rimasta, diciamo, la gelée di fragole, ma io vi ho dato la ricetta giusta per fare una gelée completamente perfetta per questa dose. Io vado a fare questa decorazione di cioccolato bianco, ve la faccio vedere giusto vi faccio vedere come usare gli anelli, i restanti anelli, vedete? Vado a scendere, ho fatto il grande, abbiamo fatto la mousse. Il secondo e il terzo vado a fare la decorazione di cioccolato bianco, vado a sciogliere sempre il cioccolato bianco nello stesso sistema. In fase di diluimento del cioccolato bianco vado a ritagliare il secondo e il terzo facendo un cuore, diciamo, aperto all'interno. Faccio vedere come viene, vedete, e voilà. Vado a togliere questo piccolo e rimango questo qua. Diciamo che con il restante cioccolato ho fatto un pezzetto di cioccolato rotondo bottone con la mia firma. Fatto ciò, messo il prodotto, vedete, in un freezer, lo facciamo stare 5 minuti all'esterno giusto per sformarlo. Lateralmente vado a mettere su un piatto, ovviamente lateralmente vado con le mani, con il calore delle mani vado a sciogliere. Se non fate questa operazione con un prodotto ben congelato non viene mai così la mousse. Vedete che man mano con il calore delle mani lateralmente si sforma e voilà. Guardate che spettacolo, le due consistenze, sia la mousse, anzi tre, il pan di Spagna o cioccolato, quello che avete usato, biscotto, quello che volete. Ecco qua, vado a usare questa come impronta giusto con della panna montata mi invento una piccola decorazione, sempre a cuore, siamo nel tema del cuore, se volete a San Valentino, la festa della mamma, qualsiasi ricorrenza, vado a fare dei spuntoni di panna e poggio sopra il cuore. Guardate che magia, che bello, e voilà. Io adesso sempre con cioccolato scuro vado a fare la mia firma e mi trovo e faccio anche dei piccoli bottoncini scuri per decorazione, ovviamente. Guardate che bello, una bellissima mousse molto saporita. Vado a fare sempre la mia firma, la S e la E, e voilà. Ragazzi, questa veramente è una bellissima mousse. Vado a mettere una fragola centrale gelatinata a vostro piacimento, come sempre la decorazione, il bottone e voilà, e la mousse è pronta. Ci vediamo dopo per l'assaggio. La consistenza spettacolare quando taglio la fetta, guardate, perfetta, guardate come risulta, che spettacolo.
e io vado a mangiare. Profumo di fragole fresche spettacolare. Io non riesco più a fermarmi. Fermatemi.